Bentornati e bentrovati a Storie. Esiodo, attraverso una grande opera, Esiodo, questo grande autore della letteratura antica, racconta in una grande opera chiamata Teogonia quali fossero le origini delle divinità che noi conosciamo come divinità olimpiche. E ci viene detto attraverso una vicenda molto interessante, che Esiodo era un pastore che pascolava e che mentre pascolava ebbe una visione di muse. In questa visione di muse, le muse gli diedero l'incarico di andare ad annunciare la verità. E la verità voleva dire raccontare le origini del mondo per come il mondo era veramente stato fatto. E il mondo come era stato fatto? All'origine del mondo c'era stato il caos, e il caos aveva dei figli, e tra questi figli ne spiccava uno, Urano, e ne spiccava un altro, Gea, la terra. Ecco, Urano e Gea, che erano due figli del caos, si erano accoppiati, e accoppiandosi avevano generato Crono. Crono era il tempo, Urano il cielo, Gea la terra, avevano generato il tempo, Cronos, e questo tempo aveva cominciato di conseguenza sempre di più a crescere in importanza, al punto tale che Urano era veramente preoccupato che Crono potesse in qualche modo fargli ombra, e si scatena una lotta all'interno delle divinità che porta a quello che è il primo grande parricidio della storia, parricidio, uccisione del padre della storia. È il momento in cui Crono uccide Urano, e uccidendo Urano diventa il sovrano assoluto del mondo. E qui avviene una storia nella storia, perché Crono e i suoi figli cercano in qualche modo di instaurare un potere, e Crono ha paura che i suoi figli si ribellino come lui si era ribellato a suo padre, e allora cerca di fare qualcosa di veramente nefasto, cerca di far sparire, di ingoiare, di inghiottire i propri figli uno dietro l'altro, ed è a questo punto che sua moglie, Rea è la colpa, la moglie, la colpa, si avvicina a Crono e a un certo punto sottrae uno di questi figli, gli sottrae Zeus, e quel giorno invece di dargli da mangiare Zeus, il piccolo Zeus, gli dà da mangiare una pietra. Lui non se ne accorge, il piccolo Zeus cresce e quando diventa grande scatena la guerra contro il padre. Come Crono si era ribellato contro Urano, così Zeus si ribella contro Crono e uccide Crono e libera i suoi fratelli che erano nel ventre del padre e quelli che erano finiti nel Tartaro. Nel Tartaro era questo luogo sperduto in cui erano andati moltissimi dei suoi fratelli. Finalmente gli dei dell'Olimpo prendono in mano le vicende del mondo e riequilibrano la giustizia sulla terra. Ecco perché Zeus è il protagonista della Teogonia, perché grazie a lui ritorna la giustizia che il caos, che Crono, che Urano avevano cercato di togliere dalla vita nel mondo. Tutto questo ha un significato molto più interessante, molto più nascosto. Lo racconteremo domani, sempre qui, sempre a Storie.